benvenuti a Noi Chiesa. Rapallo ospiterà domenica per la prima volta il raduno regionale delle confraternite. In città ci sono ben 6 gruppi che tramandano la tradizione delle confraternite con tutto il loro patrimonio di storia, di cultura e di tradizione. La città ospiterà circa un centinaio di gruppi provenienti dalla Liguria e dalla diocesi di Tortona. Domenica alle 7:30 è previsto l'arrivo dei primi gruppi. La processione con i caratteristici crocifissi attraverserà il lungomare e il vescovo celebrerà la Santa Messa in Piazza delle Nazioni a partire dalle 9:30. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teleradio Pace al canale 12. Vediamo. Rapallo ospiterà il raduno regionale delle confraternite. Come vi state preparando a questo evento? Con tanto impegno, con passione e da parte in primis delle tante confraternite locali qui di Rapallo, che sono tutte attivissime durante l'intero arco dell'anno e che stanno collaborando in maniera estremamente proficua con gli uffici anche dell'amministrazione, il comando vigili, la dottoressa Drovandi, perché l'organizzazione sia perfetta e possiamo dare la migliore immagine, la migliore accoglienza ai tanti confratelli e alle tante consorelle che attendiamo da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte, perché ricordo che è raduno delle confraternite anche della regione ecclesiastica ligure, che comprende anche la diocesi di Tortona. Credo che rimarrà proprio un segno importante della testimonianza, della validità delle nostre confraternite dal punto di vista religioso, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, con le tante attività caritative e di volontariato che sviluppano durante l'intero arco dell'anno. Rapallo è molto orgogliosa di ospitare il raduno regionale delle confraternite, siamo entusiasti e ci siamo messi in moto subito con il priore diocesano per realizzare una bellissima giornata. Sarà un evento importante per la nostra città, sia dal punto di vista religioso che della tradizione, ma anche della cultura e anche del turismo, perché verranno in città davvero tante persone. Le confraternite sono attive nella nostra città, lo sono sempre state, fanno capo ai 2 oratori, l'oratorio dei bianchi e l'oratorio dei neri, e io personalmente sono orgogliosa di poterlo portare nella mia città, perché con mio padre ho vissuto le confraternite sin da bambina, ho partecipato con lui a diversi raduni anche fuori Liguria e soprattutto ho percorso con lui diversi anni il priorato delle confraternite. Quante confraternite sono attese per il raduno regionale? Ma allora è difficile fare delle stime puntuali, però ci aspettiamo che quantomeno più di un centinaio di confraternite provenienti dalle varie diocesi della regione ecclesiastica ligure possano essere presenti con le loro insegne al nostro appuntamento, che per la prima volta nella storia si svolge nella città di Rapallo, e questo è un motivo di particolare gioia per il nostro priorato regionale, ma anche per il priorato diocesano di Chiavari, che ha collaborato attivamente con le confraternite di Rapallo per l'organizzazione di questa giornata. Quando parliamo di regione ecclesiastica ligure si estende anche oltre i confini della Liguria? Sì, si estende oltre i confini, perché c'è anche la diocesi di Tortona che fa parte della regione ecclesiastica ligure, pur essendo geograficamente collocata fuori dalla regione, e inoltre avremo anche delle rappresentanze di confraternite provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte, perché sono diversi anni che poi organizziamo dei momenti di incontro anche con loro, e quindi abbiamo esteso l'invito anche a loro, che lo hanno accolto, quindi avremo anche il piacere di avere una loro rappresentanza, e questo ci fa molto piacere. Per la diocesi di Chiavari quante sono le confraternite rappresentate? Abbiamo circa 22-23 confraternite che speriamo possano essere tutte presenti. Siamo forse tra le più piccole, anche numericamente come diocesi, ma sicuramente una tra le più attive, sia
per quello che riguarda appunto l'attività delle confraternite, sia per quello che riguarda anche poi il portare i crocifissi in processione. Specialmente negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo e tanti nuovi giovani che hanno aderito, e questo ci fa particolarmente piacere ed è anche un segno di speranza per il futuro. Come sarà articolato questo raduno, questo momento? È previsto il ritrovo dei partecipanti a partire dalle ore 7:30 presso Piazza delle Nazioni, dove alle ore 9:30 verrà celebrata la Santa Messa dal Vescovo diocesano Monsignor De Vasini. Poi al termine della processione ci muoveremo in processione appunto con i crocifissi, con le confraternite e anche con un'icona della Madonna di Montallegro in fondo alla processione lungo le vie della città, per poi fare ritorno qui in Piazza delle Nazioni, dove consegneremo a tutti i partecipanti un ricordo a memoria di questa giornata. Che cosa rappresenta questo momento di incontro con tutte le realtà confraternali della regione ecclesiastica ligure? Ma è tanto l'occasione per ritrovarsi insieme, per guardarsi in faccia, per riconoscere le diverse comunità confraternali che abitano la nostra regione e anche un po' per scambiarsi così proprio in fraternità, in semplicità, le diverse esperienze di vita. Ed è anche un'occasione per ringraziare tutte le realtà confraternali per il prezioso lavoro che fanno all'interno delle comunità cristiane e all'interno della vita delle diverse parrocchie. Non dimentichiamo che tante confraternite non sono solo esistenti in quanto tali come confraternite, ma sono esistenti perché polmoni vitali di tante comunità parrocchiali, anche là dove, ahimè, oggi la mancanza di clero si fa sentire. I laici sono il motore che deve guidare una comunità parrocchiale, le confraternite sono inserite a pieno titolo in questo gruppo di persone. Oggi hanno ancora un ruolo importante le confraternite nel nostro tessuto sociale? Sì, anche perché tante persone fanno vita di comunità, non soltanto vita di comunità parrocchiale, ma anche di comunità civile, vita di tutti i giorni all'interno di circoli, di associazioni, di sale ricreative e anche di oratori curati grazie alle nostre confraternite. Già qui nelle nostre città ci sono diversi oratori curati dove non solo la gente si prende cura della comunità, ma lo stare insieme è un prendersi cura di se stessi, quindi noi ringraziamo per questo prendersi cura che, come detto tante volte il Papa, è uno dei motori della vita ed è anche un veicolo di pace. E in questo modo prosegue il viaggio di Teleradio Pace nelle città del nostro territorio e nelle comunità, nelle parrocchie che aprono le loro porte alle nostre telecamere per trasmettere la Santa Messa la domenica. L'ultima comunità in ordine di tempo che ha ospitato le nostre telecamere è stata la comunità di Camposasco. Abbiamo assistito ad una messa in una comunità viva. Come hai costruito o si è costruita o va avanti questa comunità? È una bella domanda questa qua. La comunità io l'ho trovata come una comunità ricca, viva, accogliente e al tempo stesso una comunità di fede. La cosa bella è questa, una comunità di persone di fede, dai più giovani ai più anziani, e questo è un dono che ho ricevuto dalla comunità e dai pastori che ci sono stati nella comunità, con la comunità prima di me, e quindi questa cosa qua è un dono che ho ricevuto io. Io spero di non averlo rovinato il dono, ecco, spero solo quello, e sento che c'è vita e c'è anche una bellezza di una condivisione semplice, umana e cristiana, dove ognuno ci mette del proprio e cerca di metterlo a servizio di tutti. Ecco, questa è una cosa che riconosco in tanti di loro, dove da chi fa la cosa più semplice e più umile a quella che fa la cosa più visibile, e ognuno lo fa, secondo me, con uno spirito giusto, lo spirito di chi vuole donare qualcosa di prezioso agli altri perché ci sia un bene per tutti. Di quante persone parliamo? Quante persone ci sono nella tua comunità? Allora, se parliamo della comunità che vive la vita di fede qui in parrocchia, siamo ora
chiaramente ci sono i giorni in cui ce n'è di più, i giorni che ce n'è di meno, però siamo un'ottantina di persone abbastanza fedeli, insomma, che ruotano. La comunità è più numerosa, certamente. Un bellissimo coro che ha animato la messa, complimenti, perché è veramente una comunità che tutto sommato non è grandissima, avete animato una messa bellissima. Allora, come nasce la passione per il coro, per animare la messa? Diana? Allora, la passione, se così la possiamo chiamare, nasce dal piacere di stare insieme. Infatti, prima del Covid, le nostre prove erano un evento della settimana nella casa della signora Ines, che ci faceva la torta, ci faceva il caffè, il cioccolatino, la spraitina, piccola Sprite, e diventava il modo anche di passare la serata insieme, chiacchierare, stare insieme. E poi da lì cosa nasce cosa, e poi vengono tante belle idee stando insieme, il coro, le ricette di Natale, lo stare insieme, le passeggiate, il servizio alla parrocchia, la preparazione delle nostre feste a cui teniamo tanto. Non è un coro solo femminile. Giampiero? Sì, per fortuna ci siamo anche Armando, c'è Mauro e io che sono arrivato dopo. Io sono stato accolto e bisogna che ringrazi tutti, ringrazi questa comunità, perché io arrivo da un'altra esperienza. Io suonavo l'organo a Caperana, per tanti anni ho suonato a Caperana. Sono arrivato qui e mi hanno accolto veramente come se fossi sempre stato con loro, con un grandissimo affetto, una vicinanza, una partecipazione. Quindi mi sono volentieri inserito nell'ingranaggio dell'organizzazione delle feste, della cantoria. Quando possiamo suoniamo anche in quattro, che c'è anche il nostro Mauro che suona flauto e violino, e quindi facciamo anche qualcosa di più anche a livello musicale. Loro sono sempre brave a cantare e quindi mi sono trovato proprio bene. Devo dire che mi sono trovato in una casa calda, con quel buon sapore di amicizia, di accoglienza che veramente ti fa bene al cuore, quindi grazie a loro. Don Franco, parlando della vostra comunità, ha parlato di una comunità viva, di persone che si spendono per gli altri. Caterina, la tua esperienza? Allora, io in parrocchia, quando ero ragazzina, facevo catechismo, ma poi ho abbandonato la cosa e mi sono ritrovata a strimpellare la chitarra e a accompagnare il coro, organizzare, come diceva la Diana, lavorare sulle recite, lavorare sulla preparazione delle feste patronali, condividere. La nostra unione poi dipende tanto anche dal fatto che diversi di noi, io, Antonella, Nadia, Vilma, siamo nate in questa parrocchia, quindi quello che abbiamo imparato da ragazzini poi l'abbiamo portato avanti, l'abbiamo condiviso in tutta la nostra vita, l'abbiamo trasmesso ai nostri figli e poi abbiamo accolto, come diceva Giampiero, le persone, i foresti, chi arriva da Milano, chi arriva da Lavagna, chi arriva da Caperana, però come dicevo prima, condivisione e è bello stare insieme. Andiamo al Santuario Mariano di Montallegro, che da alcuni giorni custodisce una reliquia di San Carlo Acutis, il giovane proclamato santo da Papa Leone il 7 settembre del 2025, che si recava al Santuario Mariano di Montallegro in pellegrinaggio. Il vescovo diocesano ha portato la reliquia, un capello che oggi si trova sull'altare laterale, al Santuario Mariano nel corso di una celebrazione commovente e affollata. È l'abbraccio del Santuario di Montallegro, quella che è stata la meta dell'ultimo pellegrinaggio compiuto sulla terra da Carlo Acutis prima di morire a 15 anni, che accoglie da oggi un frammento della vita del giovane proclamato santo da Papa Leone il 7 settembre del 2025. La reliquia, racchiusa in un piccolo ostensorio di legno di ulivo, è stata portata dal vescovo di Chiavari, che dopo la benedizione sul sagrato l'ha donata al rettore del santuario che domina dall'alto la cittadina di Rapallo. L'ultimo pellegrinaggio della sua vita l'ha fatto proprio qui davanti alla Madonna di Montallegro e ha chiesto la grazia di andare direttamente in paradiso senza passare dal purgatorio.
ricordandoci così, lui così giovane, sedicenne, che la nostra è una vita incamminata verso l'eternità. A tema con il quadretto che la Madonna ha lasciato proprio su questo monte, il suo transito dalla terra al cielo. E la vita di Carlo Acutis è stata presa ad esempio da Monsignor De Vasini nel commentare il Vangelo proclamato durante la celebrazione eucaristica. Un rischio che corriamo è quello di presumere di conoscere Gesù, ha spiegato il vescovo di Chiavari, che ha indicato 4 segni concreti per incontrarlo davvero, proprio come ha saputo fare nella sua vita il giovane santo. Questi sono la parola, i sacramenti, la vita di comunità e l'attenzione verso gli altri, specie i più poveri. Questi 4 segni, se ci pensate bene, li ritroviamo in ogni celebrazione eucaristica, quella a cui Carlo partecipava quotidianamente. Segni che la celebrazione eucaristica racchiude insieme e che poi devono farsi concreti mettendosi al servizio degli altri, ha continuato il vescovo, praticando quell'amore gratuito che non chiede niente in cambio se non essere condiviso. Ecco perché il credente non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli praticando un amore simile al suo, proprio come ha fatto Carlo Acutis. E lui chiediamo di aiutarci con il suo esempio, la sua intercessione, con i suoi insegnamenti, a diventare follower, seguaci di Gesù. Ma proprio in questo senso, come lui ci ha amato, così anche noi, obbedendo al suo comando, amiamoci gli uni gli altri. Esempi di un amore concreto che lo stesso Carlo aveva saputo mettere in pratica anche ai piedi del santuario che oggi ne custodisce una ciocca di capelli. Sappiamo anche che ha compiuto un gesto di carità, perché c'erano delle persone anziane che si erano fermate in fondo alla scalinata, allora non c'era l'ascensore per poter salire al santuario, e quando si è accorto che questi non potevano entrare in chiesa, chiamando alcuni uomini, si è dato da fare perché queste persone anziane potessero entrare in santuario, pregare e poi essere riaccompagnate in fondo alla scalinata. Restiamo al Santuario Mariano di Montallegro, dove si è recata in pellegrinaggio la Scuola Maria Luigia di Chiavari con i suoi insegnanti, gli studenti, i genitori, in occasione del 50° anniversario di fondazione. Un semplice gesto di ringraziamento alla Madonna e per chiedere che i prossimi 50 anni siano ancora pieni di tutto ciò di cui la scuola è stata piena in questi anni. Alunni, genitori, insegnanti in cammino per rendere grazie. Così l'Istituto Maria Luigia di Chiavari ha vissuto un'ulteriore tappa nel percorso dei festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione della cooperativa. Al santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo si sono ritrovati in molti per un momento vissuto insieme. Piccoli passi hanno attraversato il bosco in preghiera e hanno salito la scalinata di marmo bianco. Poi la celebrazione della messa presieduta dal vescovo di Chiavari, a unire la riflessione di Monsignor De Vasini la parola grazie nei confronti di tutti coloro che all'interno della scuola e che in vari modi concorrono a custodire e a far crescere questa esperienza di libertà che ha testimoniato con fedeltà un Dio che si prende cura dell'uomo, di tutto l'uomo, di ogni uomo. Quando penso alla scuola Maria Luigia, penso ad una scuola capace di fare rete, di creare cioè una alleanza educativa. La scuola è la prima società che integra la famiglia. Diversi gli aspetti dell'esperienza portata avanti in questi anni dall'Istituto Maria Luigia sottolineati dal Vescovo. L'inclusività, specialmente per i più deboli e i più fragili, l'attenzione al vero, al bello, al buono, la coerenza nelle proprie azioni. Una scuola che prepara i ragazzi ad essere protagonisti e non spettatori del futuro, a non vivere passivamente, ma a impegnarsi attivamente nella costruzione di un mondo diverso, ha proseguito Monsignor De Vasini. Quando penso alla scuola Maria Luigia, penso ad una scuola che aiuta ad aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, nella ricchezza delle sue dimensioni. Il Vescovo ha celebrato la messa, ci ha fatto questa grande grazia e infatti lo ringraziamo molto per la paternità che ci continua a dimostrare. Per noi è stato proprio un regalo. Per noi era importantissimo ringraziare. E farlo camminando insieme ha aggiunto quel gusto che condividiamo tutti i giorni a scuola, perché veramente quello che noi facciamo a scuola è un camminare insieme alla ricerca del vero e per crescere.
Sono tornati a casa i pellegrini della diocesi di Chiavari che hanno partecipato al pellegrinaggio a Lourdes, un pellegrinaggio breve ma ricco di momenti significativi che ha abbracciato anche una tappa in Aquitania. Il pellegrinaggio è prima di tutto dentro a se stessi, nasce da un desiderio di ricerca e di risposta. A Lourdes i pellegrini della diocesi di Chiavari hanno potuto arricchire il loro patrimonio spirituale umano con un percorso che è stato compiuto anche attraverso gesti rituali, come la sosta alla grotta dove apparve Maria a Bernadette. Mi ha lasciato un'emozione tanto grande, la grotta, la Madonna, Bernadette, che vorrei portarla anche nella vita a Rapallo e fare in modo che tutti quelli che mi circondano possano capire comprendere quello che ho passato anch'io e farglielo riuscire a capire, perché non è facile, specialmente i miei ragazzi più grandi. Ho avuto un'esperienza bellissima. Sono stata più di 40 minuti in silenzio alla grotta a guardare tutto il popolo di Dio, il popolo, la gente che passava, che toccava la grotta, si inginocchiava a volte e pregava la Madonna. È stata un'esperienza molto bella. Questa ritengo che non sia una superstizione, questi sono significati veri di una fede, ecco, che anche proprio razionalmente non puoi spiegare. Perché un popolo intero, e c'era chi mi diceva io vengo dal Brasile, io vengo da Panama, io vengo da lontano, e tutti insieme come fratelli e sorelle di fronte alla Madonna. È stata un'esperienza veramente molto toccante. Le giornate nel santuario mariano ai piedi dei Pirenei si concludono con la rituale processione au flambeau, rito particolarmente intenso e suggestivo. Una grande massa di gente emozionante, che si pregavano e stavano tutti insieme, è stata una grande esperienza. Che cos'è che ti ha motivato di più? E sentire il canto dell'Ave Maria della gente quando alzavano le candele tutti insieme, come se ci fosse stato un comando, francamente mi ha un po' commosso. Il cammino impreziosito dalla possibilità di celebrare i sacramenti della riconciliazione e della comunione, momenti che consentono di riprendere il proprio percorso umano con rinnovato vigore. Attraverso l'Eucarestia e la riconciliazione. Ho avuto questa esperienza di andare alla cappella di riconciliazione, potermi confessare, facendo una breve attesa ma intensa. E questo è un segno nel cammino di conversione, no? Di poter riabbracciare Gesù, continuare nelle sue braccia, eccetera. Noi siamo chiamati a un cammino di conversione tutti i giorni, e abbiamo bisogno di segni, no? Ogni tanto il Signore ci dona dei segni, come qui a Lourdes, attraverso Santa Bernadette. Ha voluto che sua madre apparisse, fosse segno importante di conversione, perché la conversione è un cammino che dura tutti i giorni, tutti gli anni, tutta la vita. Ha assunto quest'anno carattere giubilare la celebrazione in onore di Nostra Signora della Rosa nella parrocchia di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure. Nel 2026 infatti ricorre il 250° anniversario dell'incoronazione dell'immagine di Nostra Signora della Rosa. In questo periodo la comunità sta vivendo un tempo di grande fermento con i lavori sia interni che esterni alla Basilica, e anche in ragione di un percorso spirituale e culturale che culminerà quest'estate con la festa patronale di Santa Margherita.
250 anni dall'incoronazione della Madonna della Rosa, una devozione particolare, quella tanto cara ai sammargheritesi, legata al ritrovamento di una giara di acqua profumata sotto l'altare della cappella di Santa Maria del Rosario all'interno della basilica. L'anno era il 1672, ma la devozione mariana è stata antecedente. I festeggiamenti quest'anno hanno avuto carattere giubilare. Celebrare un anniversario così ovviamente è un'occasione di grande festa per tutta la comunità parrocchiale, ma non vuole essere soltanto ricordare gli anni che passano, ma fare memoria dei volti che restano, quelli di tante persone di questa comunità parrocchiale che ci hanno preceduto e consegnato nell'affetto a Maria anche il consegnarsi e affidarsi al Signore. Con loro vogliamo fare festa in questo 250esimo in un itinerario di festeggiamenti che si apre in questo mese di maggio e si concluderà nel mese di luglio. Le celebrazioni si collocano in un momento di grande fermento per la comunità di Santa Margherita Ligure, i restauri esterni alla basilica, la pulizia dei lampadari interni alla chiesa, la fusione di una campana a ricordo del 250esimo e un calendario di eventi che sarà scandito dall'incontro con Don Paolo Agliata, sacerdote ambrosiano che proporrà l'ascolto di pagine scelte di letteratura non religiosa approfondendo nella natura spirituale, e la diretta televisiva su Rai 1 domenica 19 luglio, vigilia della festa patronale. Il cammino si è aperto nella sesta domenica di Pasqua con la messa presieduta dal vescovo Giampio De Vasini che, commentando il Vangelo domenicale, ha proposto alcune riflessioni sull'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci aiuta a compiere le scelte funzionali al nostro vero bene. E poi soprattutto lo Spirito Santo ci aiuta a vivere il comandamento di Gesù, il suo comandamento, quello che ci ha lasciato prima di salire al Padre suo e che riassume tutti i comandamenti. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. La figura di San Francesco ha avuto un ruolo determinante nella storia della Chiesa, per la sua spiritualità sicuramente, ma anche per il valore del suo pensiero dal punto di vista filosofico e anche dal punto di vista letterario. Di tutto questo si è parlato a Genova nel corso di un incontro che è stato organizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria, dedicato proprio al Santo di Assisi. Basterebbe l'affetto come segno concreto del peso che San Francesco ha avuto nella vita di un incalcolabile numero di persone da 800 anni fa ad oggi. Se l'affetto non fosse sufficiente, la traccia letteraria e quella filosofica sono una eredità talmente consistente da porre il Santo di Assisi al cuore dello sviluppo culturale non solo italiano ma europeo. Lo ha messo in luce compiutamente la quarta giornata di studi che l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria ha organizzato in collaborazione con l'Istituto Teologico affiliato, sede distaccata a Genova della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Una giornata che ha messo insieme spiritualità, letteratura e filosofia e che è stata aperta alla città con diversi relatori, di cui uno d'eccezione perché padre Marco Tasca, arcivescovo di Genova, è stato per 2 mandati dal 2007 al 2017 superiore dei frati minori conventuali. Eletto dal capitolo generale, è stato insomma il 119° successore di San Francesco. Una cosa bella del cammino di Francesco è la sua conversione. È una conversione che certamente dai biografi noi pensiamo che è legata all'incontro con il lebbroso, ed è vero, a tutta una serie di fatti e di incontri che ha avuto nella sua vita, ma è interessantissimo quello che i biografi raccontano circa la sua conversione. Smise di adorare se stesso. E questa è la vera conversione di Francesco. Poi certo tutti gli altri elementi e fatti ci sono. Credo che sia un messaggio potentissimo oggi per il nostro mondo. Smettere di adorare se stessi è la vera conversione. Parlare di San Francesco significa anche parlare di un'opera particolare, il Cantico di Frate Sole, ossia il Cantico delle Creature, che Francesco compose oralmente e consegnò ai compagni perché ogni giorno lodassero il Signore. Non solo è una sorta di suo testamento spirituale, ma è considerata l'opera iniziale della letteratura italiana. Un periodo nel quale nuove classi sociali, nuovi settori dell'umanità di allora si affacciavano alla ribalta, per così dire, e richiedevano in qualche modo un messaggio
anche nuovo da parte della Chiesa, nuovo naturalmente nel solco della tradizione. Già col suo presepe di Greccio San Francesco l'aveva fatto. Io penso che il cantico di Frate Sole sia una sorta di presepe pasquale, non la presenza di un bambino, ma la presenza del creato. La presenza del creato come testimonianza di un'alleanza fra Dio e tutte le sue creature. Per ultimo l'uomo, da quella testimonianza di Francesco, l'ultima della sua vita, discenderà un grande filone della storia della letteratura italiana. Ricordare è importante per far rivivere, per continuare a fare vivere e anche per aggiornare, per consentire a ciascuno di noi di elaborare i frutti dell'insegnamento del passato, in questo caso di San Francesco, per renderli vivi, attuali. Naturalmente, ripeto, nel solco di una tradizione che non è mai rottura, ma è arricchimento. Francesco non ha voluto essere né un filosofo né un teologo, tuttavia i suoi temi, la pace, la povertà, la fraternità, l'amore per il creato, hanno inciso fortemente nella storia della riflessione filosofica. Queste parole che a noi, richiamano tutta una serie di questioni, di problematiche molto importanti, la pace, la povertà, la fraternità, eccetera, bisogna contestualizzarle, cioè cercare di capire che cosa volevano dire per Francesco. Soltanto a quelle condizioni noi possiamo, secondo me, recuperare un insegnamento e un'eredità per l'oggi, valide per l'oggi, soltanto cercando di capire quello che era il messaggio di allora. La figura di Francesco ci richiama immediatamente o richiama al nostro immaginario immediatamente tutta una serie di temi, di figure, di situazioni, di eventi anche ai limiti del leggendario, mi verrebbe da dire alle volte, no? Tipo il lupo di Gubbio. Però al di là di questo è chiaro che la figura di Francesco, proprio per quella proposta religiosa di vita di sequela di Cristo, di testimonianza concreta, quindi nella storia della vita di Cristo, direi che si impone proprio per la sua forza, per la sua energia e per la testimonianza straordinaria che Francesco ha saputo dare in prima persona, nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare già ai suoi tempi. Francesco, insomma, lo si può comprendere nello studio e apprezzare con l'intelletto, ma la sua sequela, ieri come oggi, è davvero una questione di cuore. Ma io credo che un segno molto bello di quanto sia importante Francesco d'Assisi, San Francesco, sia stato un po' il numero delle persone che è andata ad Assisi a venerare le spoglie, più di 400.000 persone. Vuol dire che Francesco non sono solo le spoglie che attirano ovviamente, ma il suo messaggio, il suo stile di vita, il suo modo di essere cristiano, le sue scelte, il suo fidarsi anche della storia che Dio ha fatto con lui attraverso anche la Chiesa, che ci invita a dire e a dare questa fiducia al Signore e al suo Vangelo per vivere una vita piena, totale, pienamente realizzata. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.